No, I'm not a writer. Vedi, io che soffro di vertigini mi sono trovato molto bene su questo sentiero, cioè, a parte adesso vabbè che c'hai tanto piano nella destra, quindi ovviamente grazie qua è impossibile che uno abbia le vertigini, però in tutti gli altri punti non ne ho avute, ma sai perché? Perché questo sentierino di terra battuta praticamente inclina verso l'interno, è molto importante per l'equilibrio questa cosa, no? Cioè della serie la natura ti sta spingendo verso la salvezza, al contrario di tutti gli altri burroni che ho fatto a Tenerife, piuttosto che porca miseria anche quelli lì di Marsiglia, che c'era questa stradina di sassetti, quindi sdrucciolevole, che piegava verso i burroni, cioè della serie la natura ti invita ad andare incontro alla morte. Andiamo dall'altra parte. Vedi, a me piace esplorare piano piano, ma anche tratti brevi, cioè dopo mi rompo anche le balle, cioè bellissime le colline lì, però voglio farmi le camminate, andare in giro, sbirciare, esplorare tutte queste vallate strafaighe. In più, perdonami, là ci sono anche le wacche e io devo fare i buca alle wacche. Che mondo sarebbe senza le wacche? È un animale affettuosissimo, cioè a parte quelle vabbè porette traumatizzate perché le prendono dall'uomo, ma le altre mucche veramente sono affettuosissime, fin dalla nascita. Anche i vitellini vengono lì, ti leccano, sono, beh sì, potrei dire anche delle specie di cagnolini, perché effettivamente anche lì tra le 1000 razze che abbiamo fatto di cani, ognuno ha il suo carattere a sé. Minchia che spettacoli ragazzi, sembra un po' lo sfondo di Windows XP sta roba. Sai, un'altra cosa che volevo dire è che un amico medico, no, mi ha regalato un manualetto, diciamo, del pronto soccorso, perché ha detto sto qua è un disgraziato, sempre a farsi male nel wild, allora parlava di fratture, di vipere, di zecche e tutto quanto. E parlando delle zecche, appunto, tiro fuori il discorso perché qui sono passate le pecore, no? Ha spiegato bene dove vivono, in zone erbose e tutto quanto, e la cosa che a me interessa di più, che vorrei dirti, è il fatto che sì, è cosa buona mettersi i calzini alti o i pantaloni lunghi, perché non è che impedisci alle zecche di entrare e attaccarti, per carità, però diciamo gli rendi ben più difficile l'impresa e c'è una buona possibilità che poi camminando si staccano, oppure loro si stancano e si staccano, no? Ma seconda cosa che io proprio non sapevo, non l'avevo mai sentita, c'era scritto di mettere l'autan, cioè hai capito? Quello per le zanzare, e fa dare per... Ehi, a Grillo, stavo parlando, mi interrompi così, prendo anche paura, dico è un serpente, è un cobra reale, è un pitone dell'Amazzonia, qua nelle Alpi, e comunque, dai, e comunque, niente, questo è un tank, io ovviamente non ho messo, no, perché, sai, sono un po' come Seneca, no, predico bene e razzolo male. Ma intanto è importante il predicare bene, no? Dico sempre, perché a suon di predicare bene, prima o dopo inconsciamente segui questo tuo predicare. Realizzo sempre più di aver fatto bene a fare queste vacanze un po' al cazzeggio, perché sì, siamo andati nel parco nazionale delle Calanque, ti ricordi? Abbiamo fatto il bagnetto lì e tutto quanto, però mentalmente, siccome c'era tanta strada, il caldo e tutto, mi ero preparato, cioè se ci arrivo buon, se non ci arrivo chi se ne frega, vado da altre parti, perché se no dopo la vacanza diventa un impegno, diventa una cosa da fare, capito? Quindi non è che devi lasciare il massimo spazio al fare tutto quello che vuoi, perché altrimenti rischi anche di cadere nella pigrizia o in brutti vizi. Può essere uno che dice faccio quello che voglio, allora divento un drogato, un alcolizzato, no? Ci deve essere sempre equilibrio, quell'equilibrio che ti porta a fare sì tutto quello che vuoi, ma con delle leggere spinte, dei leggeri incoraggiamenti che, se hai voglia e forza di conseguirli, ti ripagheranno, decisamente ti ripagheranno. Certo, era bello visitare anche altri paesi, però sentivo già che l'aver allungato ancora di più la strada poi sarebbe stato un peso per me, no? Una faticata, soprattutto per il ritorno. Mentre così facendo è stato veramente semplicissimo. Bonjour!
E così facendo ora mi ritrovo ad avere il mio tempo e le mie energie per godermi questi posti che alla fine non erano neanche segnati nelle tappe da fare, perché il passo della Maddalena era solo esclusivamente da attraversare, e quindi questa passeggiatina fuori programma altro non è che una ricompensa molto bella, molto gradita. Grazie Yuri. Ma perché te cammini in mezzo a spazzere? Cazzo, ho le scarpe impermeabili, approfitterò, no? Se no andavo via qui sandali. Ok, eccole lì. Allora, 1, 2, 3, eccole lì alla quarta. Cazzo, sono andate dentro. No, sono fuori che giocano, stanno giocando. Sono dei piccolini che stanno giocando. Ora provo a usare la reflex e a fare i video con la reflex, che ha l'obiettivo da zoom, solo che... No, dai, sono là. Boh, spengo la GoPro. Oh, eccola lì. La vedi sopra il masso? Perché siamo riusciti a beccarla. Vedi, facendo i video gli animali mi hanno insegnato una cosa, ad accontentarmi, ossia io quando gli faccio i video e le foto inizio sempre da distante e già mi va bene, poi piano piano mi avvicino, continuo fino a quando posso arrivare, però quando iniziavo a fare i video o le foto da distante, per me già quello era un traguardo, io già avevo raggiunto l'obiettivo, capisci? Questo è importante anche nelle piccole cose della vita. È una specie di chi troppo vuole nulla stringe. Vedi, loro sono lì dentro quelle tane lì. Se avessi voluto avvicinarmi subito, il tutto è subito, sarebbero scappate e quindi in morale non avrei avuto né la foto e i video da vicino, che ancora non ho, ma neanche questi, cioè, capisci? Non è qui che appena ci ha vista è corsa subito davanti alla tana, vedi, quella è la sua tana. La prossemica massima che puoi raggiungere senza far cazzate, ossia movimenti strani, è di 8 metri, proprio il massimo, almeno con queste. Poi dipende sempre da soggetto a soggetto. Io guarda che c'è un cucciolo in strada, frulla. Eccolo lì, le nutrie di montagna. Io guarda quanti, ce ne sono altri 2 di là, bellissimi. E ora sti coglioni hanno lasciato il cane in catena sotto il sole così. Robe ammati. In Italia è anche illegale sta roba. Ecco, adesso la marmottina, quella che era andata dentro la tana, ha rilanciato l'allarme, anche perché le marmottine che ci sono qui, tutte quelle che erano fuori, erano tutte piccoli, tutti cuccioli, no? Quindi più piccole e quindi ancora più difficile da fotografare da distante, no? Guarda che razza di posti, ragazzo. Porca miseria. Qui nelle Alpi o negli Appennini ci sono le marmotte con i piccolini. Che figata, adesso risaliamo su per questo ruscello qua. Bello cazzato. Molto bello. Ecco, il treppiede della reflex mi fa da bastone. Minchia ragazzo, allora il passo della Maddalena o il colle della Maddalena con 1000 piedi, una processionaria, di guardarti sempre i pinini qua in questi posti, è attaccato al confine, quindi se tu mi vieni dalla Liguria o dalla Lombardia, cazzo merita, porca miseria, vacci ragazzo, mosche di merda, è una cosa indescrivibile, queste vallate stupende. Io ho scelto il percorso quello col ruscello, so che adesso è arrivato anche un po' di nuvolo, bene, così mi ricarico, e perché sai che a me piace l'acqua. Pausa in questo angoletto di paradiso, wow, bello.